Ben ritrovati, TG Pro Loco torna con una nuova edizione, un TG che continua a stupire per quanta bellezza sa raccontare, grazie ovviamente alle Pro Loco che ci raccontano le loro iniziative e tutto il loro amore per il volontariato che si declina in tanti modi. Ne scopriremo ovviamente anche oggi alcuni dei davvero stupendi. Un po' di titoli per questa edizione: il coprifuoco alle 22 frena ovviamente le attività nei paesi, ma già molte le proposte delle Proloco per l'apertura della stagione turistica. Continua intanto il tesseramento alle nostre associazioni. 11 luglio c'è attesa per la giornata nazionale e di tutto ciò ci aiutano a parlarcene il Consorzio Delta del Po. Siamo quindi in provincia di Rovigo. Saluto il presidente Antonella Ferro e saluto anche, buonasera a lei, saluto anche la presidente della Proloco di Alte Montecchio, Ornella Vezzaro, se non sbaglio, Vicepresidente. vicepresidente, e che è poi in compagnia, e scopriremo poi di chi. E abbiamo anche il piacere e l'onore di avere un membro di giunta nazionale di Umpli, Massimiliano Falerni. Grazie ovviamente per essere qui con noi. E noi andiamo a proprio dalle parti del consorzio Delta del Po. Problemi tecnici ci fanno il collegamento con il cellulare, ma va benissimo lo stesso. Presidente Ferro, da dove cominciamo? Un consorzio che conta 9 splendide realtà, 9 splendide pro loco, mai dome nemmeno nell'emergenza in questa pandemia. È così? Certo, il nostro consorzio è composto appunto di 9 Proloco e che corrispondono quasi tutti a dei comuni che sono all'interno del parco del Delta del Po, più il comune di Crespino che comunque si trova sull'asse del Po. Ci stiamo attivando naturalmente per programmare l'anno 2021, non senza la consapevolezza che, come l'anno scorso, molte sono le prescrizioni e molte devono essere le attenzioni per programmare in sicurezza i nostri eventi. Però non possiamo neppure stare a guardare, qualcosa sicuramente bisogna fare, anche perché proprio come gruppi di associazione ci dobbiamo tenere in contatto, dobbiamo tenerci vicini e anche supportarci l'un con l'altro in questo periodo veramente faticoso e imprevedibile e quanto mai impensabile, ecco, che si evidenziasse in questo modo, con questa realtà. Certamente. Però ecco, le varie Proloco si stanno dando da fare proprio per mettere in campo bene o male la programmazione che comunque si faceva fino a 2 anni fa, ovviamente in misura anche molto ridotta, però ecco, dare un supporto comunque alle nostre amministrazioni, alla nostra realtà del territorio e fare in modo che i turisti, ma anche chi abita nel nostro territorio, possa avere questi momenti di svago, di cultura e di serenità di cui abbiamo anche bisogno, sinceramente, in questo periodo un po' particolare. Ecco, Presidente Antonella, dicevamo che nella programmazione certamente l'orario delle 22, il coprifuoco necessario, ma ovviamente mette un po' in difficoltà anche per le varie iniziative. Indubbiamente per certi tipi di manifestazione mette assolutamente in difficoltà. È impensabile proporre per cose in orario serale, bisogna anticipare di molto oppure programmare giornate dal mattino al pomeriggio. Però siamo fiduciosi che da una parte, se continua il coprifuoco, indubbiamente le persone stiano molto attente ai comportamenti e al rispetto delle regole. E dall'altra parte, se il coprifuoco verrà
prorogato oppure abolito del tutto, comunque vengano osservate queste regole proprio per il benessere di tutti quanti, che ci dà la possibilità di organizzare al meglio le attività che abbiamo. Ecco, attività che non mancano, no? Attività che non mancano, si stanno guardando anche i mesi di maggio, di giugno. Io ho qualche immagine da commentare e poi quello che manca lo aggiungerà, Presidente. Ho ad esempio questa Adria in fiore colorata dai bimbi. Sì, questa è un'attività che sta facendo la Proloco di Adria, ovviamente in maniera virtuale, ma anche coinvolgendo le scuole del territorio, che hanno dato una risposta veramente notevole, importante. C'è voglia, ecco, di partecipazione e di godere di queste attività. Certo, poi voi ovviamente valorizzate i vostri territori, dico bene, ecco che Sì, vediamo immagini sì, ovviamente delle vostre pro loco. sulla nostra pagina Facebook del Consorzio, come su quella di Umpli Rovigo, abbiamo inserito proprio delle notizie sintetiche che riguardano i nostri territori, proprio per dare la possibilità a chi legge queste pagine di avere un minimo di informazioni e poter anche visitare questi luoghi, che ovviamente quando abbiamo anche le nostre attività danno una possibilità in più di godere del territorio e delle nostre realtà. Certo, guardando le prossime settimane, se dico Festa del Pane, Festa del Pane sarà in programmazione a Loreo, è la 20ª edizione e quindi ci tengono a festeggiare in maniera adeguata, anche se purtroppo in modalità ridotta. E anche l'anno scorso in modalità ridotta è stata fatta, e questo appuntamento del 20° non volevano mancarlo indubbiamente. certo, poi andando su altre programmazioni, Proloco di Donada, giugno, luglio. Allora, noi abbiamo in programma la nostra rassegna estiva, che ha un titolo in dialetto, Sagà in piazza al Marti, ed è una serie di intrattenimenti da quello musicale a quello teatrale, la presentazione delle potenzialità economiche che abbiamo, a giochi per bambini, vari appuntamenti appunto rivolti a tutte le famiglie, che partecipano veramente in gruppi Certo. numerosi, e hanno la possibilità di trascorrere un paio d'ore in serenità e in tranquillità. Ovviamente quest'anno sarà in maniera ridotta, con un unico punto spettacolo presso il cortile della nostra sede, mentre non sarà possibile fare altri punti spettacoli lungo la via dove solitamente venivano allestiti. Altri appuntamenti, Presidente? C'è assolutamente da programmarlo. Poi in agosto abbiamo la nostra tradizionale sagra, come ce l'ha per esempio la Proloco di Ariano Polesine, quella di Corbola, e poi a settembre ancora avremo la Proloco di Porto Tolle con la sua sagra annuale, la festa del riso, e anche Rosolina Mare, con tutte le attività estive rivolte anche ai turisti del mare, importanti appuntamenti. C'è Voci della Libertà, mi diceva nei giorni scorsi, Esatto, no? l'associazione Voci per la Libertà, con la premiazione, con il premio Amnesty International Italia, che verrà attribuito al gruppo dei Negramaro. Quindi un grande appuntamento anche per i turisti di Rosolina Mare, ma anche degli abitanti dei dintorni. Certo, in Negramaro li attendiamo. C'è un progetto poi che ha un po' nel cuore il consorzio, questo è il manifesto Esatto. dell'anno scorso, Seguendo il Sole. Sì, Seguendo il Sole, musica ambiente dall'alba al tramonto, abbiamo fatto l'anno scorso la seconda edizione ed è rientrato in un progetto regionale, appunto, e per questo ringraziamo ancora una volta Regione Veneto, che ci ha dato questa possibilità appunto di proporre questo tipo di attività che ha coinvolto tutte le Proloco del nostro consorzio.
e sono stati diversi appuntamenti proposti, appuntamenti musicali, quindi vari tipi di proposte musicali, dalla musica rock al blues, alla musica lirica, alla musica classica, musica da film, che sono stati proposti in orari o all'alba o al tramonto, e ogni appuntamento è stato seguito poi da una colazione o un piccolo aperitivo con i prodotti tipici del nostro delta. L'edizione del 2020 ha riscosso notevole successo, è un appuntamento che i turisti che ci sono nel nostro territorio, ma anche gli abitanti dei nostri paesi aspettano veramente con ansia, perché così promuovono in luoghi a valenza ambientale elevata a questi appuntamenti musicali che vengono ascoltati all'interno di questa affascinante luoghi che appartengono al nostro delta del Po. Certo. Dopo, in conclusione, sì, prego. Sì, è stata un'occasione anche per noi Pro Loco di mettere in campo veramente una grande collaborazione tra di noi, e una cosa che è stata anche riscoperta, se vogliamo, in quest'ultimo che purtroppo ci costringe anche ad aiutarci tra di noi proprio per il periodo che stiamo vivendo, e quindi abbiamo messo in campo questa collaborazione molto ampia che adesso sta dando altri frutti, e stiamo programmando per il 2021 altre tipologie di attività che presto vedranno la luce. Certo, grazie. Intanto, Presidente, ci spostiamo di Pro Loco, rimanga in collegamento con noi poi per i saluti finali e magari per portare un altro messaggio che magari riguarda il tesseramento. Ora, con l'inizio delle attività, si darà ovviamente un'altra opportunità ai tanti amici delle Pro Loco di tesserarsi e di starci vicino, e magari di iniziare anche ad offrirsi con il cuore, come fanno tutti i volontari delle nostre stupende associazioni. Dove andiamo? Andiamo dalla Pro Loco di Alte Montecchio, vicepresidente. Intanto di nuovo buonasera. So che è lì anche con Francesca Gennaro e Sofia Borghero, dopo ce le presenterà, ci racconterà queste figure importanti per la vostra Pro Loco, perché il tema è che il 9 maggio comincia la stagione turistica, è così? Vero. Buonasera, grazie dell'invito. Noi il 9 maggio apriamo la stagione turistica nel territorio e gestiamo per il comune di Montecchio Maggiore i siti, abbiamo 2 castelli, ma dopo lascio la parola alle ragazze che vi spiegano, dei 2 castelli detti di Giulietta e Romeo, il sito Ipogeo delle Priare, Villa Cordellina e anche la Fondazione Bisazza e il Museo Zannato, e poi abbiamo tante altre cose belle da vedere. E quindi noi abbiamo una squadra di ragazzi giovani, che sono tanti, sono più di 30, che abbiamo formato nella conoscenza del territorio, e da domenica 9 partiranno il sabato e la domenica ad accogliere e accompagnare i visitatori che arriveranno a conoscere tutto il bello che c'è. Una Pro Loco che arriva anche a 300 tesserati, e una Pro Loco che ha più di 30 accompagnatori, sì, addirittura. Perché la domenica, avendo tutti i siti aperti, dobbiamo distribuirli perché aprano i siti turistici del territorio, sì. Nel 2019 abbiamo portato a Montecchio più di 10.000 persone, siamo molto orgogliosi di questo. I numeri nel 2020 la metà, perché Certamente. abbiamo... Ecco, io le faccio vedere qualche, magari il progetto del treno lo lasciamo per la fine. Vediamo qui cosa ci raccontano. No, questo è sempre il progetto. Qui abbiamo delle immagini
È casa im- Finschiavo, sì. immagino care a voi e soprattutto poi chi Certo. le visita. Abbiamo anche qualche immagine di tesseramento, questo con un assessore, se non sbaglio. Quindi è l'assessore alla cultura Claudio Mediolaro che è venuto a farsi la tessera pro loco, sì, è vero. Sì. Poi Villa Cordellina. Sì. una villa. Cordellina che ha i dipinti del Tiepolo. Questi sono i nostri ragazzi, sì, che accolgono. Sì. C'è la casetta, la biglietteria delle Briare, sì. Non eravamo ancora pronti, naturalmente. Ok, La formazione dei ragazzi, sì. La formazione dei ragazzi con le dovute distanze, naturalmente. Sì. certo. Parlando di prodotti, questo? Quello lì è la festa della tegolina cornetta, Ok, che è un prodotto della Deco, sì. ma che viene fatta da voi questa festa? Io, viene organizzata dall'amministrazione comunale, sì, sì, Ah, ok. insieme abbiamo degli agricoltori che la coltivano naturalmente ed è in autunno, cioè nel momento della sua stagione, insomma, sì, sì. È partito invece un concorso, no? Un concorso Ah, sì, importante certo. che andrà avanti fino al 2 luglio con la possibilità di partecipare. Sì, concorso balconi fioriti e giardini fioriti. E noi cosa facciamo? Tutti chi ha un giardino o un davanzale vengono ad iscriversi naturalmente. I premi non sono economici, ma sono dei buoni acquisto dai vivai. E quest'anno abbiamo inserito una novità, ci siamo rivolti alle cooperative del sociale perché volevamo creare un collegamento anche con queste persone speciali, no? Che hanno avuto anche loro, come noi, un periodo difficile. Quindi siamo andati dalle cooperative, abbiamo chiesto a loro, proponendo di dargli un contributo, che ci creino una piastrella premio, con scritto primo premio, balcone Ah, bello. fiorito, corso pro loco, e quindi tutte le cooperative si sono attrezzate a creare la piastrella dei premi, che poi quando faremo la promozione, la premiazione in ottobre, e li inviteremo tutti quanti a portare questo dono ai vincitori del concorso. È stato un modo di creare una rete di solidarietà tra noi della Proloco e Certo. questi. Ecco, vicepresidente, lei aveva davvero il cuore pieno quando parlava di questi ragazzi, i vostri accompagnatori, che si sono inventati una iniziativa davvero non solo culturale, ma che poi va sul ricordo, sull'amore di una terra esploso grazie Bravo. a uno I ragazzi, strumento, sì. diciamo, di movimento, di comunicazione. Allora, i ragazzi sono l'orgoglio della Proloco di Montecchio. Io non so se siamo fortunati, ma noi abbiamo 30 ragazzi che vengono qui 2 o 3 volte alla settimana a studiare, a organizzare eventi e ne inventiamo una ogni 15 giorni, perché si sono inventati i percorsi delle fontane. Quando andiamo a visitare i castelli si sono inventati il diploma di castellano ai bambini dei centri estivi, quindi i ragazzi sono eccezionali. E questa cosa che è stata creata da loro, le rotaie dei ricordi, io non ve la racconto, la lascio raccontare a loro, però il risultato entusiasmante che abbiamo avuto è stato, come le dicevo ieri, che le persone anziane sono venute in blocco per conoscere questi giovani e aprire il cuore, raccontare di quanto ero giovani, sono venuti quei nipotini perché nel treno facevano delle cose, ma si sono aperti ed anche emozionati e credo che c'era un bisogno di emozioni e aver dato spazio a loro sia stata una cosa importantissima. Però adesso su questo, siccome la Sofia Borghè è la responsabile del gruppo del trenino, gliela passo. Certo. Allora, nel frattempo che si accomoda e si prepara, io vado a leggervi alcuni
messaggi che ci arrivano. Come sempre è bello vedere quante proloco, poi quanti volontari ci stanno vicini, da Monica Bianchetti, Morena Brancaleoni che ci salutano, Mauro Zattara, buona serata a tutti della Proloco di Schio, Proloco Città di Rovigo ci saluta, ancora Francesco Lazzarini dalla Proloco di Castelnuovo Bariano, Alberto Darù dalla Proloco Giacciano con Barucchella, dalla Proloco Città di Rovigo ancora un messaggio, Michele Grossato dalla Proloco di Rosolina, ciao Michele, ancora Roberto Ghirelli dalla Proloco di Canda, poi Giacomo Bonomi dalla Proloco di Frattapolesine, grazie ovviamente per essere qui con noi, voglio davvero non dimenticare nessuno, Clara Ghirelli, un saluto a tutti, vi ascolto e vi vedo, ma non posso, eccetera, Forza Polesine, Proloco di Canaro, Flavio Plos ci saluta come Laura Grigolo, dalla Proloco di Schio ancora, Filippo Vitello, ancora saluti dalla Proloco di Ebessus Grotte, forse siamo in provincia di Agrigento, e ancora Mirko Bonbon, Proloco Città di Rovigo di nuovo, Maurizio Scottona sempre con noi da Romano De Zelino, Marinella Marchetto da Lusia, Marcangela Pesavento dalla Proloco di Fara Vicentino, Demis Formica, dice Viva le Sagre, Enrico Elenio Scotton da presidente della Proloco di Noale, sto arrivando a Giovanni Ghisellini ancora, Ilenia Nardi dalla Proloco di Soligo e ancora una buonasera da Matteo Bettini. Insomma, è giusto dire anche grazie a tutte le persone che ci salutano. Qui con noi allora abbiamo Francesca. Francesca, Sofia, responsabile della formazione di questi accompagnatori, giusto? Sì. E allora cosa ci racconti? Vi racconto che noi durante il periodo in cui siamo più fermi, diciamo durante l'inverno, ci prepariamo per gli eventi estivi e soprattutto per la stagione estiva e prepariamo preparando le guide, anzi che presentiamo ai nostri visitatori, cambiamo qualcosa, aggiungiamo delle cose che appunto ci sono state riferite dagli storici del territorio che puntualmente ogni anno incontriamo per appunto fare una specie di aggiornamento su quello che diciamo insomma e modelliamo le guide in modo tale da dare dei tagli diversi anche in base agli eventi. Per esempio a breve avremo un evento dedicato al turismo diffuso e le nostre guide saranno praticamente modellate per esempio per le Priare, sul rifugio anti-bombardamento aereo, perché con noi collaborerà anche il Museo delle Forze Armate, che è un museo privato che c'è qui a Montecchio, che ha una vastissima collezione che riguarda le guerre, in particolare le guerre mondiali. Insomma. Certo. Guide tutte in italiano o c'è ovviamente l'offerta anche in lingua straniera, in inglese? Allora, principalmente noi faremo in italiano. Facciamo anche delle guide speciali in inglese soprattutto, ma abbiamo anche qualche ragazza che sa il russo, che sa lo spagnolo, che sa il francese e in caso di necessità ci mettiamo a disposizione anche con le lingue straniere. Però, ripeto, principalmente noi lavoriamo con turisti italiani principalmente. Certo. Grazie davvero. Non so se debba aggiungere qualcosa Francesca, Gennaro. Non lo so, se eravate d'accordo. Ecco Francesca. Sì. Ecco, poi se volete Sofia può approfondire se avete voglia di scoprire le rotaie dei ricordi, perché è il progetto clou di questa stagione turistica, diciamo. Io sono in Proloco dal 2017, appunto mi occupo un pochino della gestione turistica dei ragazzi, delle iniziative della Proloco, soprattutto quelle legate alla promozione del territorio. Posso parlarvi sicuramente del gruppo giovani, ma mi piacerebbe mettere proprio il focus su quello che adesso le persone hanno voglia di fare.
e noi cerchiamo un pochino di soddisfare i bisogni di queste persone, soprattutto proprio a livello territoriale locale. Abbiamo ideato delle passeggiate alla scoperta del centro storico, alla scoperta delle fontane storiche di Montecchio Maggiore, le passeggiate tra i due castelli che vi ha menzionato prima Ornella, e anche delle passeggiate che magari riusciremo a fare nelle frazioni di Montecchio Maggiore. Personalmente io spero di riuscire a portare anche i nostri turisti in bicicletta, visto che comunque abbiamo delle belle ciclabili, e sicuramente riusciremo con l'avvio della mostra legata alle rotaie dei ricordi a fare dei percorsi che dal centro cittadino, dal Duomo di Montecchio, possono portare questi turisti a piedi o in bicicletta alla scoperta appunto dei ricordi di Montecchio legati all'antico trenino, alla Freccia del Lagno. Noi sostanzialmente come Proloco, come gruppo giovani accompagnatori, curiamo soprattutto l'apertura dei siti turistici comunali, quindi Castelli di Roma e Giulietta, il complesso ipogeo delle Chiare, che sono delle cave da cui un tempo si estraeva la pietra tenera di Vicenza, il Museo Archeologico Zannato, che è proprio in centro storico, dove si trova il Duomo di Montecchio e che dovrebbe riaprire a breve. E poi collaboriamo anche con la provincia di Vicenza per accompagnamenti in Villa Cordellina Lombardi, con gli affreschi del Tiepolo, con il Museo delle Forze Armate, che vi ha menzionato prima Sofia, che sarà un nostro partner nella giornata del turismo diffuso, e anche con la Fondazione Bisazza, che a breve dovrebbe riaprire, che ospita una collezione molto interessante di mosaici legati a designer e artisti di fama internazionale. Dico solo due parole sulla giornata del turismo diffuso, perché noi partiamo, come diceva Ornella, proprio con l'apertura dei siti domenica 9 maggio, ma la giornata del turismo diffuso sarà davvero un grande evento, perché praticamente apriremo tutti questi siti che vi ho menzionato sostanzialmente gratuitamente, e faremo anche una serie di approfondimenti tematici, ad esempio la visita dei giardini, degli esterni di Villa Cordellina, la visita dello spazio Remo Schiavo, che è passato prima nelle fotografie, che è uno spazio dedicato ad un illustre accademico olimpico montecchiano, che era anche un collezionista di opere d'arte. Tanto un'offerta. Sì, e via dicendo, e quindi sostanzialmente la bellezza di questa giornata è dare la possibilità alle persone che per diverso tempo sono rimaste nelle loro case, magari a guardare queste cose da un video, da un monitor. Adesso noi faremo assaporare il piacere di percorrere queste vie, di visitare questi siti con i giovani ragazzi che sono molto preparati e quindi sapranno sicuramente coinvolgerli al meglio. Grazie Francesca, un'offerta straordinaria, tante bellissime cose. Del 28 maggio, quando aprirà la mostra Le rotaie dei ricordi, Sofia ci parlerà in chiusura. Sofia, resta collegata, perché volevo andare dal nostro membro di giunta nazionale Massimiliano Falerni. Grazie ancora Massimiliano per questo collegamento e soprattutto per raccontarci una bella cosa che sarà sicuramente un abbraccio nazionale delle 6.000 Proloco d'Italia. Intanto, dove sei in questo momento? Sì, buonasera a tutti, grazie per questa opportunità e un caro saluto insomma ai presenti, ai telespettatori, comunque ai collegati e anche insomma al Veneto, all'Umbriveneto, alle Proloco del Veneto, alcuni li conosco anche direttamente, e in particolare insomma anche un saluto al presidente Giovanni Follador, insomma, che comunque anche noi ci conosciamo da qualche anno, assolutamente. Io sono adesso collegato sono a Bagno di Romagna, perché comunque sono sono residente a Bagno di Romagna in provincia di Fuori Cesena, quindi siamo in una regione diversa, insomma, quindi assolutamente. E Proloco di Selvapiana è una frazione, allora? Sì, una frazione del comune di Bagno di Romagna, sì, esatto, sì, Selvapiana è una piccolissima frazione del comune di Bagno, quindi assolutamente, come vede, insomma, sono le Proloco, poi sono alla fine l'espressione anche di questi piccoli borghi che poi permettono appunto di tenerle in qualche modo insomma attive, proattive, vitali, no? Proprio per evitare insomma quello che possono essere gli allontanamenti o ritrovare quelli che sono poi i percorsi, le tradizioni, insomma gli eventi storici o tutto quello che comunque il Proloco fanno, che assolutamente ho ascoltato 2 esposizioni assolutamente di altissimo livello, e devo dire che insomma
questo mi sembra l'elemento di base per cui sono stato qui oggi, insomma, invitato appunto per parlare di quello che è un po' l'evento che vuole essere il fulcro, l'elemento chiave, no? L'elemento in cui, la giornata in cui, il momento in cui comunque queste proloco, da tutte le attività che abbiamo sentito oggi, ma lo vogliamo proprio dalla Sicilia fino ad arrivare al Friuli e trasversalmente, insomma, dalla Puglia fino al Piemonte, isole comprese, appunto di mettere in evidenza questo lavoro importantissimo che fanno, perché veramente ho sentito delle cose esemplari assolutamente, e mettere in evidenza in una giornata unica appunto questa giornata nazionale delle Proloco d'Italia. Assolutamente penso che sia un momento che dobbiamo condividere tutte. Ci auguriamo, insomma, le oltre 6.000 Proloco d'Italia possano aderire in qualche modo a questa giornata che, insomma, ci auguriamo che possa essere anche in qualche modo insomma, un pochino più alta delle aspettative e dei risultati che abbiamo purtroppo vissuto anche nell'edizione passata, assolutamente, proprio, insomma, per il fatto che appunto tutto quello che stiamo vivendo nel 2020 poi non è stata messa, diciamo, non è stata organizzata perlomeno in maniera così coordinata, quindi speriamo di recuperare notevolmente in questo anno. L'11 luglio ogni Proloco d'Italia declinerà, in questo caso è il caso anche di dire come può, l'iniziativa, l'amministrazione, la proposta. Noi abbiamo un po' di immagini di iniziative degli anni scorsi, dove ogni Proloco ovviamente si proponeva da queste parti. Se hai seguito il nostro TG, davvero ne abbiamo per ogni dove e per ogni come, no? Abbiamo davvero tantissime e bellissime iniziative. Ho partecipato, ho ascoltato appunto come spettatore, insomma, come in collegamento qualche edizione passata di questo TG, e assolutamente anche questa piccola pillola, così di informativa, di informazioni che vengono date in questo modo, con questa formula, assolutamente è anche questo un grande lavoro e, insomma, che potrebbe poi essere replicato anche a livello nazionale, assolutamente. L'idea della giornata nazionale del Proloco nasce, insomma, qualche anno fa, nel 2018, insomma, nel 2017-2016 sono stati un paio d'anni di programmazione. Nel 2018 l'abbiamo messa, insomma, è stata messa in programmazione come primo anno e ha ottenuto, insomma, degli importanti risultati, compreso anche l'anno 2019. Come dicevo, appunto, il 2020 ha avuto, insomma, per ovvie ragioni, un forte rallentamento e poi anche essere portati a non avere una programmazione così coordinata, però nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo, anche a livello di riorganizzazione della Giunta Nazionale, perché comunque poi noi abbiamo rinnovato comunque tutti gli organi, dalle varie, insomma, comitati provinciali fino al nazionale, compreso l'organo nazionale, con la nuova Giunta ci siamo voluti dare proprio un'impronta particolare e dire no, assolutamente bisogna che mettiamo in campo, magari avrà un'impronta, una impostazione molto più digital rispetto a che comunque ha un'impostazione magari di presenza fisica, però, insomma, deve essere un momento in cui dobbiamo, insomma, rendere edotto, comunque comunicare verso l'esterno quello che quotidianamente facciamo, perché ha un valore importantissimo, insomma, che è veramente inestimabile, perché poi se si parla di una macchina che muove, insomma, tutta una migliaia, insomma, decine di migliaia di volontari che all'interno di queste piccole associazioni, nei piccoli borghi, comunque i borghi più importanti, si muovono quotidianamente per promuovere, per insomma, così esaltare il proprio territorio, assolutamente. Quindi deve esserci un momento comune, insomma, di filo conduttore. Certo, ecco un'altra bellissima iniziativa che Umpli Nazionale sta facendo da qualche anno è quello di declinare la tessera del socio su un territorio UNESCO. Quest'anno siamo in Veneto, le colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano, da poco territorio UNESCO. Insomma, anche questo serve ovviamente per raccontare i nostri territori e scambiarsi reciprocamente informazioni e bellezza. Assolutamente, anche questo è un altro elemento così messo anche da qualche anno. Abbiamo voluto dare appunto già la tessera del socio, comunque che esiste da diversi anni, anzi da decine di anni, però abbiamo voluto dare anche questo livello, un'impostazione, un'impronta diversa, quindi di promuovere proprio con la tessera del socio quelli che possono essere dei siti
di grande livello, di importante livello a livello mondiale, insomma, come abbiamo visto in questo caso quest'anno abbiamo le colline del Prosecco, che assolutamente questo è un sito importantissimo, dove tra l'altro stiamo programmando adesso comunque la data appunto, che questa data unica nazionale dovrà essere l'11 luglio, dove andremo a mettere in evidenza tutto quello che facciamo, e insomma, è in programmazione comunque un evento proprio in quella zona per esaltare e mettere in evidenza quell'importante sito che quest'anno abbiamo voluto, appunto, insomma, come organo nazionale, come Unione Nazionale proprio d'Italia, mettere in evidenza. Le altre 2 tessere del socio declinate, se non sbaglio, portavano Matera e Catania, no? Esatto, abbiamo avuto Matera come capitale, insomma, italiana. Luoghi davvero stupendi. Ecco, Catania, sì. Massimiliano, ho visto un messaggio del vostro presidente nazionale ai volontari, un video che abbiamo già messo in onda nel TG, vorrei proportelo anche per un commento. Davvero la figura del volontario delle Proloco è speciale, come sono tutti i volontari in tutte le associazioni che si adoperano per l'altro. Andiamo un attimino a guardarcelo insieme. Questa è la storia di una tessera speciale che non è solo il mezzo per ottenere interessanti agevolazioni o per accedere a convenzioni vantaggiose. In questa tessera c'è tutta l'essenza di chi la riceve. C'è l'amore per il proprio territorio, la volontà di fare comunità dedicandosi al prossimo, la gioia di accogliere chi vuol vivere insieme le nostre manifestazioni. In questa tessera c'è il tuo cuore di volontario, la tua profonda generosità e la missione volta a sostenere la storia, la cultura e le tradizioni del tuo paese. In poche parole, c'è tutta la bellezza di essere Proloco. La bellezza ugualmente espressa dal sito UNESCO a cui è dedicata la tessera 2021. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità. Cogli l'opportunità di questa tessera del socio. Non perdere l'occasione di essere protagonista con la tua Proloco per fare comunità e mettere in campo il tuo senso di appartenenza. E ricordati, tu sei fondamentale per rigenerare i valori di questa tessera. E se ancora non ce l'hai, diventa socio e volontario. Richiedila alla Proloco che ami e diventerai tu stesso una preziosa tessera del meraviglioso puzzle che ogni giorno prende vita grazie ai volontari dell'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. Eccoci qua. È proprio il caso di dirlo, no? Che forse questa pandemia ha stretto ancora di più i volontari che si sono dati da fare tanto, anche aiutando i comuni, aiutando le persone in stato di bisogno, la protezione civile. Insomma, abbiamo raccontato davvero tante storie, Massimiliano. Sì, certo, infatti anche questi video veramente sono in qualche modo anche emozionanti, insomma, per chi quotidianamente vive e svolge questa attività di volontariato. Insomma, un elemento anche questo di grande impatto vuole essere, perché l'abbiamo insomma così elaborato anche a livello di giunta, di organo nazionale, perché assolutamente dobbiamo veramente raccontare in maniera particolare quello che comunque quotidianamente facciamo. I valori, insomma, sono comunque quelli di appartenenza, insomma, che è un elemento importantissimo. Assolutamente questa tessera deve dare, in alcuni casi può dare anche anzi assolutamente al di là di creare questo filo conduttore, questa unione anche a livello nazionale, di creare questa tessera unica che in alcune parti può dare anche dei vantaggi, insomma, in qualche modo convenzionistici, però l'elemento caratterizzante deve essere poi appunto l'appartenenza, perché è quello che poi ci deve caratterizzare in qualche modo, insomma. E assolutamente le Proloco hanno dato dimostrazione nell'ultimo anno, a seguito di questa pandemia, che fino a poco prima nessuno si poteva mai immaginare a che livelli potesse arrivare. Abbiamo dimostrato di essere pronti, di essere polivalenti, di essere dinamici, di trasformarci e di metterci a disposizione delle amministrazioni locali, dei nostri comuni, della protezione civile, affinché portare, insomma, supporto, sostegno, ausilio, consegna di mascherine, assistenza in quello che possono essere stati i vari eventi che abbiamo svolto o attività che abbiamo svolto anche a livello insomma, locale. Anzi, per questo aggiungo che in qualche modo potrete già essere anche informati
non so se avete già avuto modo di farlo in occasione di altri collegamenti, di altre trasmissioni. Comunque assolutamente abbiamo anche chiuso, questo ci ha permesso un po' di migliorare quello che poteva essere un protocollo che stavamo già lavorando da qualche tempo, appunto con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, che abbiamo sottoscritto un protocollo che insomma per varie ragioni in questi giorni ancora non è stato, diciamo così, formalizzato da un punto di vista insomma, di comunicazione ufficiale a livello nazionale, però che in parte è già stato sottoscritto, sarebbe già attivo, dove comunque ci siamo resi anche disponibili qualora in quelle piccole realtà, come dicevamo appunto, i piccoli borghi, dove non ci sono strutture, dove non ci sono disponibili, dove magari non ci sono organi preposti magari a tenere aperta un piccolo spazio, la Proloco assolutamente in questo ambito può essere un elemento importantissimo, perché appunto può creare poi sinergia, coordinamento, mettere a disposizione i propri spazi, e il protocollo di protezione civile appunto va proprio a, diciamo così, a regolamentare questo aspetto. Grazie a Massimiliano Falerni. Allora, l'appuntamento è all'11 luglio, ovviamente, e anche qui sul nostro territorio veneto, magari sarebbe bello poter vedere tutte le Proloco del Veneto sulle nostre colline di Conegliano Valdobbiadene. Io ho qualche problema di collegamento con Antonella, che torna con noi. Antonella, noi cerchiamo di andare adesso in conclusione. Un saluto da parte tua e poi vado a Montecchio. Vediamo il collegamento. Eccoci. Ci sentiamo? Ecco qua. Sì, ti sentiamo. Beh, io vi ho perso, adesso non vi vedo più. Comunque voglio fare un saluto a chi ha partecipato questa sera insieme a me alla Proloco di Alto Montecchio, Massimiliano Falerni, che conosco da un po' di tempo, siamo colleghi su certe attività, e un saluto a te Luca per avermi ospitato nel TG, e tutte le persone che hanno seguito questo importante TG, e speriamo di rivederci ancora, avere possibilità di raccontarci ancora tante cose. Grazie Antonella, alla prossima. Sicuramente dalle vostre parti ci saranno tante altre iniziative che ci potrete raccontare nelle prossime edizioni. Grazie ancora. Grazie Antonella Ferro. E nel frattempo Mara Santarato ci saluta dalla Proloco di Ariano nel Polesine, Giuseppe Liprandi ci saluta dalla Proloco di Sernaglia, un saluto anche dalla Proloco di Occhiobello Santa Maria Maddalena. E poi Rino Furlan, buonasera a tutti, seguo i TG, complimenti all'Umpli per l'organizzazione, e a tutti i relatori, a nome dei comitati provinciali, a nome dei consorzi, in particolar modo a tutte le Proloco, e grazie anche il saluto personale Rino. Daniele Pizzo Vandelli, buonasera dalla Proloco di Mareno. Allora, tanti saluti, tante Proloco sempre insieme. Noi andiamo per concludere a Montecchio. Allora, Sofia, c'è una bellissima iniziativa voluta, ideata, pensata di cuore dai ragazzi, dai vostri accompagnatori e cultori della cultura di Montecchio. Come si dice? Montecchiana? No. Sì, giusto, Montecchiana, perfetto. Le rotaie dei ricordi. Aprirete una mostra il 28 maggio per ricordare questa Freccia dell'Agno, un trenino elettrico che percorreva la tratta Vicenza-Recoaro, un trenino che ha fatto socialità, che ha fatto anche innamorare, che ha fatto anche scoppiare delle amicizie, è così? Sì, è così, e questo l'abbiamo capito, anzi l'abbiamo ascoltato dai ricordi proprio della cittadinanza di Montecchio, che è venuta praticamente incessantemente da novembre fino a febbraio, fino a quando c'è stata poi la zona rossa. È venuta qui quasi tutte le settimane a portarci dei loro ricordi di com'era un tempo per salire su questo treno, perché andavano sul treno e si incontravano su questo treno. E lo scopo di questa mostra era un po' rivivere questi ricordi, ma soprattutto nasce da una nostra esigenza, perché noi sappiamo che c'era questo trenino, ma non l'abbiamo mai visto perché è stato smantellato nel 1980
e la maggior parte di noi è nata molto dopo. E per cui insomma sappiamo, lo viviamo, ma soprattutto vediamo quello che ne è rimasto, e sono rimaste delle stazioni, quelle che appunto si vede anche nell'immagine che avete fatto vedere prima, che sono queste stazioni rosse che caratterizzano proprio la vallata dell'Agno e del Chiampo, e che erano il simbolo insomma di questo trenino. In particolare proprio questa qui, che è a Montecchio, che è la stazione del Montecchio Duomo, che è proprio in centro alla città, diventerà la nuova sede della Proloco Alte Montecchio e del consorzio La Serenissima Agno Chiampo, che è il nostro consorzio. E appunto, mossi anche da questa possibilità che ci ha dato la nostra amministrazione, abbiamo deciso di valorizzare il trenino e quello che era. Attraverso appunto i ricordi delle persone, partito il nostro presidente Ceccato, Giuseppe Ceccato, che ci ha raccontato che lui ha conosciuto la moglie su questo trenino. Okay. E quindi ci raccontava per esempio che prendevano il treno mezz'ora prima del normale per potersi trovare con la calma della mattina e non essere disturbato dagli altri studenti, insomma. Certo. Ecco, Sofia, in questa mostra ci sono, dicevamo, oggetti, fotografie, ma anche oggetti, no? Ci sono... Sì, abbiamo degli oggetti, abbiamo il fischietto del tramviere, abbiamo la trombetta, che era caratterizzante questa trombetta, perché è diventato anche oggetto di scherno di qualche ragazzo, che rispondeva puntualmente a questo suono, il richiamo del lattaio, che richiamava le signore, insomma, quando passavano a portare il latte. Questo è un ricordo che ci hanno raccontato tantissime persone. E siamo riusciti a rintracciare questa trombetta, abbiamo rintracciato dei vecchi sedili della linea ferroviaria, che erano proprio nei vagoni, che quando l'hanno smantellata hanno rivenduto, e qualche collezionista ce li presterà in occasione della mostra. Abbiamo anche del materiale di archivio, delle lettere, dei vecchi orari, degli orari tascabili per i passeggeri, i biglietti, e gran parte del materiale ci è stato passato dall'archivio storico delle ferrotranvie, che adesso sono SVT, che appunto è la ditta dei trasporti qua del Vicentino, insomma. Bene. Grazie Sofia, insomma, bellezza anche nelle tue parole e nell'operato dei ragazzi che hanno fatto sociale, poi pescando questi ricordi. Grazie davvero. Nel frattempo Giovanni Ghisellini, che doveva essere ospite di questa puntata, lo sarà sicuramente in un'altra occasione, presidente di Umpli Rovigo, ci saluta e saluta la Proloco di Frassinelle. Grazie Giovanni, ci sentiamo ovviamente nel proseguio e sicuramente daremo spazio alla straordinaria Umpli Rovigo. Ancora grazie a Massimiliano Falerni, porti ovviamente i nostri saluti a tutte le Proloco d'Italia. Ancora grazie alla Proloco rappresentata in questo caso da Sofia, ma voglio ringraziare anche Francesca Gennaro, che è stata con noi, e la vicepresidente Ornella Vezzaro. Grazie Ornella, non ti vedo più, eccola qui. Grazie ancora, noi ci rivediamo la settimana prossima, ancora mi con raccomando, l'11 luglio, save the date. E ovviamente l'11 luglio ci sarà tanto da raccontare, nascerà magari un bel collegamento con varie Proloco d'Italia e potremo andare avanti per ore, no? Però sarebbe bellissimo fare un collegamento da tutte le province d'Italia per ciò che ovviamente sappiamo raccontare. Grazie ancora, alla prossima. Grazie puntata. A voi. Grazie. Un saluto.